Amici di Retro Bottega, eccoci qua col nostro appuntamento settimanale, ve l'avevamo promesso, siamo tornati in diretta come ogni lunedì da via Pradamano numero 4 a Udine. Oggi abbiamo pensato di dedicare una puntata speciale, un po' come avevamo già anticipato la scorsa volta, alla Notte dei Lettori. Ormai l'inizio è imminente, manca pochissimo, noi siamo praticamente pronti, però abbiamo deciso, visto che c'è stata la conferenza stampa, che un po' se ne inizia a parlare sui giornali, sul web, in giro, di dedicare proprio questa puntata un po' per raccontarvi come sarà la Notte dei Lettori quest'anno, quali sono le novità, quali sono gli ospiti, quali saranno alcuni degli appuntamenti da seguire, insieme per scoprire, per addentrarci bene all'interno di questo festival. Mauro, a te la parola, inizia tu, che cosa ci puoi dire innanzitutto? Ma quinta edizione, quindi Siamo a 5. quinto anno, inizia a avere un po' una storia, inizia a avere un po' di storico questo festival che insomma è molto amato fin da subito. La città di Udine per 2 giorni viene chiusa al traffico, quest'anno è una delle novità, ci saranno proprio 2 giorni di chiusura al traffico. Quindi traffico in tilt per tutto il in Friuli tilt, Venezia Giulia, esatto. perché arrivano fiotte di persone che si riversano sulla città. E come sempre 14 librerie protagoniste, come sempre la Loggia del Lionello, cuore e fulcro dell'intera manifestazione. L'aspettando che sta andando avanti e che ci porterà a venerdì 8, che verrà aperto con il convegno come lo scorso anno, un pieghevole che abbiamo stampato e qui È sempre più bravo, è incredibile. La mappa super con tutti i luoghi del festival, ce ne sono più di 14, no, sono 14, Sono 14 luoghi esatti, sì, dopo sì, in che non alcune corrispondono stazioni, alle librerie. esatto. Curiosa questa cosa, che ci sono 14 luoghi e 14 librerie, però Sì, ci sono delle vie a Udine popolate da via Vittorio Veneto a 3 librerie, esatto. via Gemona a 3 librerie, quindi insomma è abbastanza particolare. Si partirà venerdì mattina fino ad arrivare al sabato a mezzanotte, senza interruzioni questa volta, no? Una delle novità infatti è la notte, poi che entreremo nel merito. Che dire, oltre 60 collaborazioni, cioè l'elenco ogni volta che fa paura delle collaborazioni, perché caratteristica di questo festival è che dall'Accademia Nico Pepe al CSS Teatro Stabile di Innovazione di Friuli Venezia Giulia, dall'università all'associazione Vicino Lontano, insomma tante altre che non possiamo chiaramente citare qua, esatto, tutti partecipano magari con un piccolo evento, con una piccola partecipazione, ma creano una rete veramente particolare per la città di Udine. Partiamo forse per me con l'appuntamento simbolo della Notte del Lettore ormai da 4 anni, cioè la grande caccia al tesoro. Vero. Perché l'appuntamento simbolo? Perché dentro la caccia al tesoro c'è gioco, c'è divertimento, c'è studio, perché le squadre si devono preparare su 1 o 2 libri che poi verranno svelati fra qualche giorno. Perché c'è condivisione, le squadre sono da 3 a 5 persone, e perché c'è movimento dentro la città, no? Lo spazio urbano diventa spazio in cui correre, sfidarsi, giocare, entrare in una libreria, andare a caccia dell'indizio all'interno della libreria, quindi vedere la libreria anche un po' da un punto di vista diverso. E poi si vince la carriera di libri, quindi mica poco, perché adesso io non so quanti libri ci metteremo dentro, però un po' ce ne stanno, sono tanti, sì. La carriera la teniamo, i libri ve li diamo. Ci sarà anche un premio stavolta, il secondo e il terzo, che rimanevano malissimo sempre delusi, proprio feriti nell'anima. E quindi due appuntamenti, esatto. Uno è per i più piccoli, il sabato 9 giugno la partenza sotto la Loggia del Lionello alle ore 15 da 0 a 14 anni, accompagnati nella squadra dei 5, accompagnati da un adulto, mentre quella per i grandi sarà il venerdì 8 giugno alle ore 19:30. Si parte per questa sfida che sempre popola Udine, perché l'altro anno tra le 2 caccia al tesoro si parla di quasi 200-220 persone che ci sono sfidate. Sì. Bene, entrando invece in quello che è un appuntamento, forse il momento di maggiore riflessione che c'è sulla lettura all'interno della Notte dei Lettori
e che avviene anche per più tempo, a lungo, è la seconda edizione del convegno, di questa tavola rotonda che avevamo inaugurato lo scorso anno. L'anno scorso avevamo fatto un punto su come se la passava in quel momento il libro, avevamo ascoltato editori, librai e bibliotecari, i responsabili di queste tre categorie che si occupano del libro e di come il libro poi viaggia e viene percepito all'interno del pubblico. Quest'anno invece abbiamo focalizzato la nostra attenzione su un altro aspetto, sul rapporto tra lettura, libri e invece mezzi di comunicazione. Per cui abbiamo intitolato questa tavola rotonda Cara lettura, come stai? E abbiamo invitato tre diversi profili che in qualche modo hanno raccontato i libri o sui social o sulla radio o in televisione. I tre ospiti sono Marta Perego, giornalista, ha condotto ed è autrice di alcuni programmi per Iris, per la F, dedicati alla lettura, al mondo del libro. Abbiamo invitato Lorenzo Pavolini, storico, autore, voce di uno dei creatori, dei curatori ad alta voce su Radio 3. E poi Paolo Armelli invece, giornalista che si occupa di social e di libri, lo fa soprattutto anche su alcune testate online, tra cui Wired e molte altre. A loro tre il compito di iniziare questo ragionamento sul rapporto tra lettura e mezzi di comunicazione, poi alla fine dei loro interventi ci sarà la possibilità anche di continuare a parlarne, perché ovviamente il pubblico è invitato a dire la propria, a raccontare la propria visione su questo particolare mondo e quindi aprire il cosiddetto dibattito in qualche modo. Quest'anno a moderare il convegno sarà Stefano Zucchini e sono invitati case editrici, blogger, autori di trasmissioni radiofoniche, televisive, editori, librai, insomma anche appassionati lettori, tutti quelli che in qualche modo ci hanno raccontato un libro sui social, lo fanno normalmente o sono semplicemente incuriositi da capire come si sta evolvendo anche il modo di parlare, di comunicare di libri e di lettura. L'appuntamento, non l'ho detto, è appunto venerdì 8 giugno a partire dalle ore 9 fino poi alle 13. Ci si iscrive con una mail convegno@lanottedellettori.it e quindi insomma siete invitati perché è sempre un momento importante in cui operatori del settore ma anche curiosi lettori hanno questa mattina a disposizione per confrontarsi. Una novità logistica ma anche contenutistica, lo vorrei dire, è i Giardini del Torso. Abbiamo scelto questi meravigliosi giardini in centro a Udine che sono attaccati praticamente alla ludoteca del comune di Udine. Sono bellissimi, sono molto raccolti, chiusi vicino di fronte a Piazza Garibaldi circa siamo, e saranno il teatro di una stazione molto particolare, perché il sabato dalla mattina fino al tardo pomeriggio si animerà questa stazione tutta dedicata ai più piccoli, alla lettura, ai laboratori, al racconto di storie per i lettori diciamo più piccoli. Tante opportunità, un appuntamento diciamo strutturato all'ora, fatto dalla libreria Feltrinelli, dalla libreria Moderna e dalla libreria per ragazzi La Pecora Nera. Apriremo per l'occasione il bunker della seconda guerra mondiale, che credo anche pochi cittadini udinesi sappiano la sua esistenza. Si scenderà sotto 2 volte durante tutto il pomeriggio, si racconteranno storie a cura di Damatra e quindi sarà molto suggestivo questo appuntamento. Ma poi ci sarà l'Archivio Italiano dei Giochi, ci sarà la ludoteca ovviamente aperta, ci saranno illustratori, ci saranno uno spazio di baby parking in cui la cooperativa Arte Eventi gestirà la possibilità di lasciare i bambini con gli operatori della cooperativa che insomma organizzeranno una serie di attività mentre i genitori magari andranno in altre stazioni a vedere altri appuntamenti. Volevamo appunto raggruppare in questo spazio fisico bellissimo un percorso, ci sarà un bookshop dedicato alla letteratura per bambini, gli albi illustrati, insomma una giornata intera da passare alla notte dei lettori, tutta dedicata al mondo diciamo dei più piccoli, che ci sembra sempre
un momento, una generazione su cui focalizzare l'attenzione, perché ovviamente la lettura nasce poi da piccoli. Sì, ed è anche il futuro della lettura, mi viene da dire. Altra novità di quest'anno, si chiama Notte dei Lettori, non l'avevamo mai fatto fino a questo momento, abbiamo deciso di dedicare anche un'intera notte al libro e alla lettura. Per cui la notte tra venerdì 8 giugno e sabato 9 giugno sarà una notte da passare interamente a teatro, in particolar modo al Teatro Palamostre di Udine, in collaborazione, grazie alla collaborazione, al partenariato del CSS, Teatro Stabile e Innovazione del Friuli Venezia Giulia. Ci sarà l'opportunità di passare attraverso diversi luoghi che verranno allestiti come delle microstazioni all'interno del teatro, dove poter ascoltare storie, scambiarsi libri, ascoltare poesie. Ci sarà un DJ set, ci sarà un concerto per pianoforte a cura del Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine in 2 momenti della notte. E poi ad aprire tutto questo ci sarà il primo ospite che vi annunciamo, che è l'attore, autore e regista Luigi Locascio, che salirà sul palco e ci racconterà in un dialogo con Rita Maffei quello che è il suo rapporto con la lettura, con la scrittura, con quelli che sono stati poi i testi che ha prodotto e recitato, e che cos'è per lui appunto la parola, il libro, che cosa significa. Ci si iscrive, ci sono quasi già 100 persone iscritte alla notte, cioè che vengono proprio a proporre, esatto, come protagonisti di questa notte. Ci si può ancora iscrivere, ma insomma il numero ci mostra come sia un'iniziativa originale, estrema, perché magari alle 5 di mattina, alle 4 e mezza di mattina. Non so tu, io non vado in giro a raccontare i libri della mia vita. Esatto, e quindi ci chiedevamo insomma quale potesse essere la risposta, invece la risposta è pazzesca e quindi insomma siamo felicissimi. Proprio perché è notte abbiamo pensato insieme al CSS anche di allestire un luogo all'interno del teatro in cui chiunque in quel momento avesse avesse stato un crollo strutturale, dovesse in qualche modo provare, sì, anche prima le 3 mi sembra ottimistica come previsione, ma abbiamo pensato di adibire la sala Carmelo Bene, che per l'occasione diventerà la sala Pisolini, in un luogo con delle brandine in cui sdraiarsi, dormire o semplicemente ascoltare delle fiabe. Una è mia, la prendo dalle 9. Ok, allora rischiamo l'overbooking. Beh, questo poi ci sono tantissime altre cose, speed date, eccetera, eccetera. L'invito è quello di andare sul sito della Notte del Lettore o del CSS per andare a scoprire più nel dettaglio quello che è il programma di questa incredibile notte in teatro. Chiunque riuscisse poi a sopravvivere avrà caffè e cornetto in omaggio. Ecco, quindi c'è la gente che... C'è la gente che verrà apposta. Ma noi li timbriamo, esatto. Altra gran novità è il contest radiofonico. Abbiamo ideato insieme a Radio Onde Furlane questo particolare appuntamento in cui siamo alla ricerca di voci narranti, voci che leggono in radio, che leggono che cosa? Qualsiasi cosa. Dall'elenco telefonico alla ricetta, al libro di ricette, dal capolavoro della letteratura mondiale al libro che magari abbiamo scritto noi e al nostro manoscritto nel cassetto. Non ci interessa, esatto, non ci interessa che cosa, ci interessa come. Allora stiamo già raccogliendo, basta mandare un MP3 di 2 minuti a info@lanotedelettori.it, stiamo già raccogliendo le prime voci. Sceglieremo i 6 che si sfideranno live alle ore 21, alle ore 21:45 sotto la loggia del Lionello. Ci sarà veramente una finalissima in cui che cosa si vince? 1, una pila di libri, e 2, la possibilità di creare un format radiofonico insieme a Radio Onde Furlane sulla lettura, sul leggere. Quindi sarà una grande sfida moderata o da Paolo Cantaruto o da Mauro Missano di Radio Onde, e il pubblico decreterà il vincitore che appunto avrà questi 2 premi. Lo abbiamo detto in apertura, ci sono tantissimi appuntamenti, vi invitiamo di nuovo a sfogliare il programma, noi ve ne diciamo alcuni, quelli che riguardano un po' gli ospiti, quelli che arrivano da fuori a raccontarci il proprio rapporto con la lettura. Di Locascio abbiamo parlato, parliamo invece di quella che è l'inaugurazione della Notte dei Lettori quest'anno, venerdì 8 giugno alle 18 ci sarà lo scrittore Enrico Brizzi, che lo conosciamo, insomma l'autore di Jack Frusciante uscito dal gruppo, uno dei
uno dei più grandi esordi della storia Sì. della narrativa italiana, e poi di tantissimi altri libri, uno dei grandi scrittori sul cammino. Lui dialogherà con Marta Perego e ci racconterà i suoi libri del cuore, la sua vita da lettore, ma appunto anche i libri che parlano di cammino e molto, molto altro. Questo venerdì alle 18. Poi, dal sabato abbiamo ancora una serie di ospiti. Ne abbiamo uno speciale che arriva da molto lontano, da San Francisco in particolar modo, con l'ultimo poeta della Beat Generation in qualche modo, Jack Hirschman. 84, Ne ha 84 anni, viene a raccontarci i libri che hanno rivoluzionato il mondo. Per cui appuntamento da non perdere, sabato 9 giugno alle ore 20:30. Poco prima, forse una delle voci, la voce dei libri in Italia, quantomeno dei libri alla radio, conduttrice e autrice di Fahrenheit su Radio 3, Loredana Liperini, ha 2 appuntamenti con noi sabato 9 giugno. Il primo alle 18, sempre sotto la loggia del Lionello, insieme a tutti i librai della città. Li incontrerà uno alla volta, si farà raccontare aneddoti sulle librerie, si farà dire qual è il libro che vendono in maniera più veloce, oppure il libro che preferiscono nascondere e mettere nello scaffale più alto e evitare che qualcuno riesca a prenderlo. Li incontrerà, si farà raccontare aneddoti, eccetera, da tutti i librai di Udine, che come sapete sono parecchi. E poi arriviamo a quella che è la chiusura della notte alle 23, ormai appuntamento consolidato di chiusura, di grande festa. Abbiamo invitato il cantautore Vasco Brondi, che verrà però a parlarci del suo rapporto con la lettura, del suo rapporto con i libri, dialogherà appunto con Loredana Lipperini, e credo sia davvero un evento da non perdere, perché è una delle voci più una delle voci nuove, ma al tempo stesso già una delle voci, le luci della centrale elettrica, esatto, che insomma Vasco Brondi, le luci della centrale cantautorato tra i più particolari, tra i più originali. Lo abbiamo scelto, è stata una scelta molto diversa rispetto allo scorso anno, che c'era Roberto Vecchioni, però abbiamo sempre scelto il rapporto tra musica e lettura, tra musica e parola, per una chiusura del festival. Abbiamo cambiato generazione, abbiamo cambiato modalità, però ci piace molto, perché anche l'incontro con Loredana Lipperini, che sono due mondi molto diversi, allora metterli insieme siamo curiosi anche noi di scoprire che cosa ne salterà fuori. Bene. Questo insomma è un po' il quadro così veramente generale. Ci sono oltre 60 eventi, quindi dopo abbiamo solo dato alcuni spunti. Esatto, gli altri veramente scegliete voi come vivere Udine e come vivere questa manifestazione. Siccome di notte si parla, però abbiamo deciso di utilizzare questo spazio oggi anche per raccontare in che modo letteratura e cinema si siano rapportati con la notte, con questo momento strano, curioso, mitico in qualche modo. Mauro so che ha scovato alcuni testi, alcuni titoli che parlano di notte, io invece ho trovato alcuni film che lo fanno, per cui non so che cosa ha preparato Mauro, sono curioso di sentire. 3 libri. 3. Ovviamente ce ne potevano essere 300. Solo che non li aveva letti. Solo che va ben tutto, però. Segreto del Bosco Vecchio di Dino Buzzati. Grande classico. Un grande classico mio. Sebastiano va a scoprire i segreti del bosco quando di notte. Cioè, il bosco di notte ovviamente assume in questo libro, ma in generale come evocazione, insomma, generale, il bosco di notte ha tutto un altro effetto. Certo. E quindi non è un caso che il protagonista scopra tutti i segreti, i folletti, gli abitanti del bosco proprio al principio della notte. Gran parte del libro è notturno, e quindi il primo titolo è quello. Il secondo è un titolo che è di un autore americano, Kent Aruf, NN editore, Le nostre anime di notte. Fa parte della trilogia di Aruf, famosissimo, che sta avendo un successo clamoroso in questi ultimi mesi. È la storia di questi 2 vecchi che a Holt, in Colorado, di 2 vicini di casa vedovi, che in avanti con l'età, che a un certo punto si incontrano, e a un certo punto Eddie, la donna, fa una domanda
sconvolgente, forse, clamorosa, no? E clamorosa, cioè vuoi passare le notti con me? E da lì parte tutta una relazione straordinaria tra questi due vecchi di notte e poi insomma non svelo oltre. È un libro meraviglioso che quindi ha la notte come centro assoluto. E poi vado invece rimango sempre negli Stati Uniti con un classicone, Ernest Hemingway, che intorno ai 30 anni credo che è stata la mia grande passione, e in fiesta, tra l'altro il sottotitolo è Il sole sorgerà ancora, in fiesta la notte di Pamplona dove avviene la corrida e questi americani si sbronzano tutta la notte, festeggiano tutta la notte, insomma la mattina poi a Pamplona è una mattina insomma particolare, ma è la notte qui in questa grande festa che è la corrida, che è la corrida in Spagna, ma è soprattutto insomma, un romanzo d'amore, d'amicizia, in cui appunto attraversa tutta questa straordinaria notte. Quindi ho voluto raccontarvi questi 3 libri, ce ne possono essere uno, lo cito solo il quarto, Viaggio al termine della notte, che è il libro per me più bello, più bello della letteratura mondiale, della storia, e quindi ha la notte nel titolo, ma la notte c'entra proprio in ogni pagina. E invece film ce n'è anche qua una caterva, ne ho scelti 4. Il primo è un film italiano, un poliziesco, che magari meno noto rispetto ad altri, che è ritornato di moda dopo la morte del suo autore e soprattutto dopo l'ultimo film, che Non essere cattivo, mentre questo film si intitola proprio L'odore della notte, un poliziesco italiano anni 90 con un grandissimo Valerio Mastandrea protagonista, per cui il primo invito è andare a ripescare questa pellicola che magari in pochi abbiamo visto. E uno invece che è forse uno dei film che ho nel cuore, che è un film molto famoso, è Taxi Driver, che è la storia di questo tassista di notte che chiaramente decide di iniziare a fare il tassista perché lui non riesce a dormire. Siamo a New York negli anni 70, lui è un reduce del Vietnam e carica a bordo di questo taxi una carrellata di personaggi incredibili, si invaghisce di questa giovanissima prostituta e si invaghisce soprattutto dell'idea di poterla salvare, ed è un film che veramente ha nella notte la sua grandezza, la sua forza, e forse New York di notte non è mai stata raccontata nel modo in cui lo fa Martin Scorsese. Da New York passo sull'altra costa, a Los Angeles, nella Los Angeles di Collateral, che è un film di Michael Mann con protagonisti Tom Cruise e Jamie Foxx, ambientato tutto durante una notte. Anche qui c'è un taxi e c'è questo criminale, questo killer, Tom Cruise, che sale a bordo di questo taxi, dovrà fare una serie di tappe perché ha una serie di personaggi da ammazzare e il tassista è ignaro di tutto, o ignaro fino a un certo punto. Anche qui la notte viene raccontata in un modo incredibile, è anche uno dei primi film nei quali c'era la possibilità di utilizzare una serie di nuove strumentazioni che potessero raccontare anche la notte in quel modo. C'è una sequenza incredibile con questo coyote che in una strada deserta di Los Angeles a un certo punto attraversa il cammino di questo taxi e per un istante tutta la città e tutte le pulsioni negative anche di quest'uomo si immobilizzano e poi il film prosegue. L'ultimo che cito è un film che non è ambientato di notte, è ambientato nel buio dello spazio, ed è Alien di Ridley Scott, forse il film che meglio ha saputo raccontare la tensione e la paura del buio attraverso i corridoi di questa astronave che sono veramente in ombra e di cui non si sa nulla, in cui questo alieno si vede pochissimo, e qui sta anche la grandezza di questo film, perché meno vediamo più siamo terrorizzati, e la maestria di questo regista è proprio questa, di riuscire a fare del buio alla fine l'elemento che ci terrorizza. Poi ci sono altre suggestioni, mi vengono in mente le candele di Barry Lyndon o le torce dell'ultimo Revenant di Inarritu, e ancora l'accendino che si accende nella bara in cui è sepolto vivo il protagonista di Bored, eccetera, eccetera. Fermiamo Alessandro, che sennò avete un paio d'ore libere, andiamo avanti fino a domani mattina, facciamo la notte invece. La notte in bottega, che andrebbe inaugurata.
Diciamo anche alcuni appuntamenti che abbiamo questa settimana. Abbiamo 2 appuntamenti con Venezia Complice di Paolo Ganz. Uno è giovedì a Marcon, in provincia di Venezia, e il secondo è qua a Udine, alla Libreria Feltrinelli alle ore 18, a dialogare con Paolo, cioè la giornalista e scrittrice Fabiana Dalla Valle. Ci sono invece altri 2 appuntamenti di Aspettando la notte dei lettori. Il primo è stasera, continua la tournée del Jukebox letterario, saremo a Romance, quindi nuova tappa con Patui, Flora, Momedeossi, per giocare proprio con i libri e con le musiche che arrivano da questo Jukebox. L'altra invece sarà giovedì a Codroppo. Giovedì a Codroppo col caffè letterario con il Pesce. Bene, noi ci rivediamo lunedì prossimo, e mi raccomando, iscrivetevi alla notte. A tutto, alla notte in teatro, al convegno, alla caccia al tesoro, al contest, provate a leggere con qualcosa, mandateci, insomma scriveteci. Viva Mandi, ciao. Ciao, un saluto.